Martedì 11 luglio la rassegna stampa di TG Plus della pagina trevigiana. Vedete che Angelica resta dentro ma in psichiatria, lo scrive anche la Tribuna di Treviso sotto il titolo Terraglio Est, iter chiuso dal governo, 25 milioni. L'assessore regionale De Berti per noi ora è in cima alla lista delle priorità infrastrutturali. E vedete che sotto invece c'è proprio una grandissima fotonotizia, però fatta da 6 foto, dove si possono riconoscere cantanti molto conosciuti, Tony Atli, vedete la Michelin, Grignani, altri suoni di marca. Il rock torna sulle mura di Treviso, decine di artisti sul palco, tanti stand e mercatini. Dopo siamo alla rassegna del festival che ormai arriva a 33 anni, tanti anni che sulle mura di Treviso si ascolta musica, si mangia, si beve, si sta in compagnia ogni anno per 15 giorni. Vipera morde bambino di 8 anni ricoverato in ospedale, bisogna stare attenti, questo è un periodo molto difficile. L'inchiesta, contratti beffa dell'energia, altre aziende nel mirino, e poi c'è il ragazzo che è ancora grave. Si parla dello scontro di Jesolo dell'altro giorno. Andiamo a vedere sul Gazzettino invece, vedete che anche qui si parla della donna tedesca che ha investito la famiglia, quel marciapiede fantasma e il buco nel bilancio comunale. Adesso cominciano anche le colpe a sentirsi per la storia che, insomma, dell'incidente. Poi c'è qui, vedete, Zaia perde lo scettro, Bonaccini primo per un soffio. Si parla dei governatori più popolari d'Italia, più amati d'Italia. Zaia è stato per tanti anni primo, poi anche ci sono, anche troverete anche in TG Plus un'intervista al sindaco di Treviso su questa faccenda. Tasse più tutele per chi paga, cambia il rapporto con il contribuente, il fisco l'onere di fornire le prove sulle quali si basa la pretesa. Avvistati, cominciano ad esserci i lupi che girano a Campagna Lupia, dove potevano girare se non a Campagna Lupia i lupi, affitti turistici, fosse biologiche obbligatorie. E poi ci sono altre, il focus piccole e medie imprese in ripresa e il freno dei tassi. E vediamo, il Veneto chiede 215 medici, record in Italia, ma 1215 medici, però vedrete che poi ci sono anche delle notizie interessanti anche su altri giornali. Per esempio sul Corriere del Veneto dedica addirittura tutta la foto, l'US e lo spot, ma insomma chiamano quasi tutti dal nord, perché cercasi medici per Venezia, in centro raccolgono l'appello, sud polemico, dice li rubate a noi. Cibi e cibo, affitti, hotel e ombrelloni, le prove dei rincari in Croazia, perché la gente va in Croazia, ma i croati sono fatti furbi e anche loro hanno detto adesso i prezzi li alziamo pure noi. Sul web il video del furto e la fidanzata del ladro si lamenta con il derubato, anche qui abbiamo un approfondimento. Il giudice non libera Angelica Hatter, può farlo ancora perché effettivamente dice che non è stabile la ragazza e la tiene dentro. Andiamo a vedere anche sulla pagina trevisana di Notizie Plus che cosa c'è. Salario minimo per legge, rischio aumento del lavoro nero. Questo è la CGA di Mestre e a Mogliano, che hanno smantellato l'elettrodotto che attraversa la città, cioè hanno cominciato a fare questi lavori, quindi sarà sicuramente contento il sindaco Davide Bortolato. È tutto per Treviso.